Grande successo per l'edizione 2018 di Intorno Paricolmei de Ronc, una passeggiata enogastronomica di circa 5 km scandita da tappe dedite alla scoperta di antiche tradizioni e all'assaggio di prelibate specialità locali. La cornice è quella delle piccole frazioni di Ronco, uno dei paesi della Val Vanoi, cuore verde del Trentino. Questo paese è un paese particolare, formato da piccoli gruppi di case chiamati colmei, collegati fra loro da vari sentieri. Questo giro percorre proprio tutti questi sentieri che collegano i vari colmei e in ogni punto, in ogni colmel c'è un ristoro piuttosto che una spiegazione culturale e ogni anno il tema varia a seconda dell'annata del giro dei colmei. I 300 partecipanti, divisi per gruppi, hanno avuto modo di visitare i diversi colmei assaggiando vari prodotti locali e avendo la possibilità di approfittare di momenti di approfondimento culturale guidati da figuranti. Questa è un'iniziativa che ormai è alla 21esima edizione e da sempre ha voluto aggiungere al giro gastronomico di assaggi e di piatti tipici della nostra valle un tema culturale per far conoscere la nostra tradizione. Nel tempo si sono susseguiti una serie di temi, dalla lavorazione del legno, per cui tutta la filiera del legno come veniva un tempo, la filiera del lino, la coltivazione, la lavorazione, i giochi di una volta, in dialetto i dughi di una volta, dove c'è stato un coinvolgimento particolare dei bambini, ai temi come quello di quest'anno, ai 4 elementi, che è un tema che può essere non legato strettamente alla nostra cultura, ma che è stato poi declinato recuperando tradizioni e forme e contenuti che hanno caratterizzato il nostro paese e la nostra valle, la nostra vita di un tempo. Per cui nel ricordo di un tempo c'è l'intento da parte del gruppo organizzatore proprio di trasmettere dei saperi e trasmettere soprattutto delle emozioni che rimangano e che permettano alle persone di ricordarsi questa giornata come un evento speciale. Tutti gli assaggi sono composti da prodotti tipici del caseificio di Primiero piuttosto che dai prodotti locali delle nostre aziende del paese e sono forniti e cucinati dai nostri volontari. Tra le tappe più suggestive del percorso c'è quella dedicata all'antica carbonera immersa nella quiete del bosco. Il lavoro comincia inizio primavera con il taglio della legna, prima che cominci a muovere la foglia, si accatasta, si asciuga un pochino, si sale in montagna con le famiglie, bambini, mogli, lavorano tutti, poi si fanno delle cataste come quella, pezzatura grossa all'interno, un camino fatto da un vuoto, e poi pezzatura sempre più sottile, sostanzialmente legno di faggio che è più duro e rende di più. Si copre con rami, fogliame e terra umida per non far alimentare la combustione dall'ossigeno. Si dà fuoco al poiat, si chiamava così, e si lascia bruciare o si avanza la combustione molto lentamente anche per 3-4 giorni. All'interno abbiamo dai 200 ai 300 gradi, non di più. Dalla legna esce tutto il vapore, tutte le sostanze volatili, rimane il carbonio, per cui poco peso, alta resa, si può stoccare tranquillamente, non come la legna perché poi non è più soggetto all'umidità. Terminato tutto si smassa, si raffredda, si carica nei sacchi e si porta dove serve. Nella riscoperta di antiche tradizioni e stili di vita non poteva mancare certo una visita all'antico mulino. Un'esperienza rivolta a tutti, a tutte le fasce d'età, a chi è interessato ad approfondire un sito storico che ospitava ben 3 opifici fino al 66 funzionanti, ma anche da un punto di vista didattico e diciamo più ludico per i bambini che vengono, li facciamo macinare, facciamo setacciare la farina. Poi, visto che non è una farina alimentare, gliela facciamo usare in altri modi e riescono a utilizzare proprio il prodotto che loro realizzano con il mulino. Un tempo il mulino era fondamentale, il mulino ha sempre fatto solo servizio di mulitura, quindi le famiglie coltivavano e si recavano al mulino per macinare. Macinavano un fabbisogno per i 10-15 giorni perché era veramente una farina integrale e quindi anche la sua conservazione era limitata. E il mulino durante l'inverno garantiva il sostentamento
delle famiglie, perché lo sappiamo tutti, il piatto principale della dieta quotidiana era la polenta, che veniva consumata 2, 3, magari anche 4 volte al giorno, e quindi era fondamentale avere una farina sana, salubre, per poter alimentare tutta la famiglia. Se vi siete persi questa passeggiata ma avete la curiosità di visitare al più presto questi splendidi luoghi e partecipare ad una sentita festa di paese, la prossima data utile da segnare in agenda è il 14 agosto, quando si terrà il Rock and Roll Festival, una manifestazione con menù a base di hamburger, hot dog e costine alla texana e tanta scatenatissima musica rockabilly.